Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Fly Simulator, Giro del Mondo, 36esima lotta da Buenos Aires, Argentina a Santiago del Cile, in Cile. Allora raga, qua non voglio perdere altro tempo, voglio partire subito. Siamo con l'F-18, oggi aereo serio, aereo veloce, aereo cumendiano. E andiamo raga, verso l'infinito e oltre. Vai 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 vai. Ragazzi, ho completato il film porno con Belen, presto su tutti i siti hard, il titolo il Comendone contro tutti. Praticamente c'è una serie di clip con tutte le modelle argentine che hanno fatto la storia insomma dell'umanità, ecco, quindi con Belen è comunque la modella principale, ragazzi, non rosicate, ma il Comendone ha creato questo film dal nulla. Certo che ragazzi ne sparo di cagate, mamma mia che preso male che sono. Vabbè raga, dopo le cagate del Comenda passiamo a un momento ancora più vaneggioso, il momento Super Quark. Raga, oggi sorvoliamo Argentina e Cile. Capitale dell'Argentina, Buenos Aires. Capitale del Cile, Santiago. Le città, allora, sorvoliamo come città Rosario e basta. E Cordova, però siamo lontani, cioè diciamo che abbiamo Rosario e Cordova un po' più a nord. E dopo però passiamo per le Ande, che dopo è là che dobbiamo atterrare. Quindi sono curioso di vedere come sono fatte ste cazzo di Ande argentine o cilene, o tutte e due insomma. Comunque le montagne che dividono Argentina e Cile. Quindi anche l'atterraggio sarà difficile secondo me, ma per il Comendone nulla è impossibile. Io sono un pro gamer a questo gioco. Comunque ragazzi, ormai a giorni vado su Amazon.it e mi vado a comprare il Game Capture, che ho visto che costa 150 euro rispetto al HD là, della Papuagges là, come cazzo si chiama. Insomma, preferisco prendere quello che mi salva direttamente sull'hard disk esterno, sulla pennina, è più comodo. E cominciamo io e il Bo della modalità Universe con due personaggi, cioè che non voglio anticipare niente, ma ci saranno i due wrestler, cioè il mio e il suo, contro tutti alla conquista di SmackDown e Raw. Sarà una cosa, spero veramente di creare una serie divertentissima, ragazzi, cioè. E così, e niente, mancano 463 miglia, 25 minuti. Il cielo è sereno, chissà come mai, e tutto va bene. Ok, tutto rego, me ne frego. Raga, 16 minuti. Ok. Qua, fra poco, finalmente vediamo ste cacchio di Ande. Se non siamo fatte bene, cavolo, ma c'è anche la neve, tutte queste robe qua. Comunque, ragazzi, ricordo sempre il forum creato dal Comendone, dove far tornei online e raduni di quello che volete in chat vocali, così per cazzeggiare un po'. A breve il nuovo torneo di Shogun a coppie. Prevedo l'iscrizione di molti pezzi grossi del panorama shoguniano. E niente, sono un po' così, raga. Ho visto il raduno del Milan. Non sono per niente tranquillo, ragazzi. Cioè, pochi acquisti, poca voglia di investire. Ho paura che per un po' di anni lo scudetto sia solo bianconero, Cioè, la vedo così sinceramente. Sono veramente incazzato perché è possibile, cioè, se non spende il Milan chi cacchio deve spendere, cioè. Silvieto, un regaletto, dai, fa anche rima. Portaci un centrocampista fortissimo, un difensore fortissimo. Guarda, mi ci basta un difensore centrale contro cazzo e no Acerbi, ti prego. Anche se comunque è da valutare perché è giovane. E un bel centrocampista, un playmaker alla Pirlo, cazzo, cioè. Non pretendo che sappia Alonso, però porca miseria, uno scandalo di uomo ci sarà sul mercato, cazzo. Vabbè, dai, quanto manca? Manca poco ormai, dai, cominciamo a prepararci per l'atterraggio, va. Ragazzi, ecco le Ande, qua, anche se all'inizio sono quelle più basse, ma poi nel prossimo volo sicuramente potremo ammirare più da vicino e quelle più alte. Comunque è bellissimo vedere le montagnette qua e in lontananza l'Oceano Pacifico, proprio una figata. Una figata, cavoli. Cioè, adesso vediamo l'atterraggio, spero proprio che non sia incastonato
No, dai, forse in pianura, cavolo, perché sennò veramente è un'impresa, ragazzi. Ok. Boh, vediamo un attimo di girare per avere insomma un allineamento perfetto o quasi. Ragazzi, ci siamo, eccole là, guarda che belle, proprio stupende, cazzo. Là c'è l'aeroporto, là a sinistra, le Ande che fanno da cornice. Adesso vediamo insomma di fare un atterraggio da pro. Guarda che bello però, dai. Ok. Almeno abbiamo una location diversa, insomma, perché qua, se no veramente, cioè... Ok, ecco, là c'è l'aeroporto, sì qua, eccolo qua. Io dico sempre là l'aeroporto, sì, ma non è molto facile da capire là, dove là, mongolo. Roger, 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 Santiago Center, autorizzazione all'atterraggio. Affermativo, lei può atterrare, stronzo di un cumenda del cazzo. Sempre più cordiali, cioè veramente personcine a modo, veramente, cioè personcine di un certo livello culturale e sociale. La creme dell'aristocrazia cilena. Ok, adesso vediamo di fare un allineamento decente. Andale. Mamma mia. Ragazzi, non vedo l'ora di fare l'ultimo video, cioè veramente, cioè, ci deve essere il mondo, cazzo, cioè se non ci sono minimo 100 persone a commentare mi girano le balle. È un'emozione, sarà perché ti amo. Stringimi forte, stammi più vicino, se ci sta bene. Sarà perché trombiamo la, sempre più in alto si va e vola con me. Ecco, dai raga. È da una vita che non faccio un atterraggio bello con l'F-18, tipo del 15-18. Forse c'era ancora il buono e caro Medi. Un saluto al Medi, al Piada, al Sab, all'Eduardone, al Ghost, al Bode e a tutti i miei iscritti e tutti quanti, cazzoni vaneggiosi come me, che ci divertiamo a nerdare sul PC o sull'Xbox o la PlayStation, anche se comunque insomma sapete che ormai ce l'ho un po' con le console, cioè l'evoluzione delle console è sto pari a zero. Eccoci qua. Guarda che allineamento da Top Gun, altro che Top Gun, Top Gun qua, vai di Top Gun, vai di top, vai di top, vai, guarda, forse entro nel Gotha ragazzi, entro nel Gotha di Fly, vabbè, un po' lungo, cioè un po' in anticipo, ma chi se ne frega. No, non slittare, non siamo in un palazzetto del ghiaccio, no. Perché vado per campi? Ma perché? Vaffanculo, anche i simulatori, vaffanculo. Ah, va bene, dai, raga. Bellissimo, atterraggio stupendo da pro gamer. Basta, ho deciso io. Guarda lo sfondo, le Ande, a destra le montagne, dietro il mare. Questa è poesia, ragazzi, madonna. Cioè, ragazzi, non bevo e non fumo, quindi sono ridotto così di natura, cioè, pensa che roba. Va buon, dai, raga, anche la 36esima rotta è andata. La prossima, vediamo quale sarà la prossima rotta cumendiana del Giro del Mondo. Vediamo una... Ah, ok, bella, Santiago La Paz, in Bolivia. Questa è bella, ragazzi, perché teoricamente questa è una rotta, come si dice? È una rotta, cioè in quota perché la Bolivia è veramente alta, infatti mi ricordo sempre quando ci sono le partite di qualificazioni mondiali in Bolivia, cioè la gente muore in campo praticamente perché la Bolivia è veramente alta, soprattutto insomma, La Paz e le varie città. Va buon raga, dal Comendone è tutto, alla prossima. Ciao!